Allora, è dalla mostra di Venezia che lo inseguiamo, tipo ricercato e alla fine l'abbiamo incastrato. 6 mesi dopo Pippo Mezzapesa all'Hot Corner. Come stai Pippo? Bene, Ti bene. ricordi che facevamo i carteggi, via? No, poi sei ripartito per un altro set. Io ero impegnato con le riprese della Esatto, serie, quindi è stata proprio una toccata e fuga quella veneziana. esatto. Senti, qui a Bari però l'eco di Ti mangio il cuore è arrivato ancora. Ieri abbiamo visto Lidia Vitali che ritirava il premio come miglior attrice non protagonista. Oggi arriva Elodie. Rivedendo indietro, che effetto ti fa pensare a quell'esperienza? Ma guarda, è stata un'esperienza devastante perché è stato un set sicuramente duro e anche una storia emotivamente difficile da raccontare. Però è stato un bellissimo viaggio fatto con dei compagni di viaggio che mi hanno accompagnato con la mia stessa foga, il mio stesso desiderio di raccontare quella storia e portare quel film qui a Bari, che è una città che l'ha accolto molto bene, l'ha sostenuto tantissimo, e riportarlo in un festival come questo sicuramente è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Tra l'altro ricordo con piacere io Francesco Patanè, che è un amico di Hot Corner, grandissimo attore. Tu però qui sei anche in veste di giurato. Sì. Che effetto ti fa giudicare l'operato degli altri? Poi da regista Guarda, è è difficilissimo, antipaticissimo. è difficilissimo e cerco di evitare il più possibile di fare il giurato perché hai un coinvolgimento diverso e sei sempre più portato degli altri a giustificare Esatto. anche errori. Ma magari voleva dire qualcosa di... Sì, perché sai quanto ha fatica. patito quell'autore per mettere su quel film. Quindi forse i registi sono i meno Meno indicati indicati. per far parte Perché del sanno giuria. tutto il procedimento che c'è dietro, Sì, quindi sì, le sì, attenuanti le danno sempre. sì. Senti Pippo, che effetto ti fa invece guardarti indietro da Pinucciolo Vero, tutto il percorso? Sei fiero di te È stato stesso, un del percorso. viaggio che hai fatto? Beh, è stato un Sì, bel percorso. sì. È un bel percorso, non è che... cioè, non è che Sono ancora giovane. no, anzi, tra l'altro della fiction non puoi dire niente, però immagino. Sì, è una Qualcosa, serie sì. su... È finita? È È sulla finita, abbiamo vetrana? finito le riprese a Natale, io finisco le riprese ogni Natale. Natale 2021 Ah, ho Ti terminato Ti mangio il cuore, Natale 2022 Quindi sei in ho post-produzione, terminato semplicemente. a Vetrana. Ho saputo che la mia compagna era incinta sul set di Ti mangio il cuore ed è nata la bambina su a Vetrana. Perfetto, la tua vita è segnata Sì, dai è segnata dai progetti, set. bellissimo. No, e sono soddisfatto di questo percorso che a volte è strambo, a volte diventa tortuoso, a volte sembra perdere la direzione, ma una direzione ce l'ha, è ben precisa ed è una direzione che ruba dalla realtà, che prende dalla realtà, ma cerca di andare anche oltre la realtà, insomma, e cominciando da Pinuccio. Pinuccio è sempre un faro. Pinuccio Nel dubbio ti giri e Pinuccio sia sta là. come persona che come progetto. È un faro che mi fa ricordare sempre che dicotomia ci deve essere nel lavoro che mi piace fare. Anche a livello di equilibrio, dici? Sì, di equilibrio di toni, di emozioni Certo, di stile. e anche di realtà e di ricostruzione della realtà. Senti Pippo, prima di lasciarti andare che devi vedere tipo 38 film ogni giorno, chi sono i tuoi grandi miti registici invece? Quelli che nel momento di dubbio vai e ti rivedi qualcosa e dici, ah, ecco, stavo andando là. Ma guarda, è proprio la domanda che non mi dovevi fare. Ah, no. Cioè, è proprio la domanda a cui non so rispondere La perché, domanda. perché cambiano, Beh, dai, il primo, dai, quello che ti è folgorato, che hai detto, ah, voglio Michael fare... Cimino, Il cacciatore. Io adoro quel film, cioè è un film che... Ma chi non lo adora quel film? Non è che abbia detto chissà... Che è un chissà film che poi parla a seconda dell'età che lo vedi, se lo vedi a 20 anni ti parla in un modo, lo vedi Ecco, adesso... hai detto bene, ci sono quei film che possono essere visti in varie fasi della vita e in ogni fase ci trovi qualcosa che magari te l'ha sfuggito o comunque dai un'altra interpretazione. E poi visto che siamo qui, che è un festival e abbiamo lui, Abbiamo quel signore lì come dietro. si può prescindere
da lui, ma anche da un altro regista che è l'anima di questo, che è stato anima di questo festival, che è Ettore Scola. E io penso sempre a Brutti, Sporchi e Cattivi. Brutti e Sporchi e Cattivi, un pensiero a Brutti e Sporchi e Cattivi, bisogna sempre farlo. Film ferocissimo, poi avanti. Sì, Anche quello. Pippo Mezzapesa, grazie mille Pippo. Grazie.